Si è tenuta presso l'Aula Magna della Facoltà di Economia dell'Università del Friuli l'Assemblea provinciale dell'Associazione Friulana Donatori di Sangue, la relazione della Presidente Manuela Nardon e le novità introdotte nello Statuto dalla riforma del terzo settore. Il dono al Friuli, un tassello che completa un legame di questa terra nord-est dal sapore particolare e speciale. Un lavoro importante però che ha un caposaldo che non si può mettere in discussione e che va ricordato perché noi non dobbiamo darlo per scontato, che è il dono anonimo e gratuito. Noi vediamo in altre situazioni che non riguardano fortunatamente il nostro Paese vedere venire avanti interessi finanziari, economici, del mercato. Questo è un esercizio molto pericoloso in una terra che ha fatto della sussidiarietà un motivo di orgoglio tale da consentire una ricostruzione unica al mondo. C'è comunque un legame tra l'università e il dono. È un legame fortissimo anche perché l'università ha deciso di sposare un progetto importante che è quello dell'umanizzazione delle cure. È proprio quello che dicevo, c'è stato anche un match importante tra quella che è l'enciclica del Papa sulla magnifica umanità e quella che è il punto di contatto con le associazioni, specie con l'associazione friulana di donazione dei donatori di sangue, perché diventa anche, secondo quello che ha detto il Papa, proprio un'ecologia della relazione umana, e donare è la cosa più importante e diventa una strategia importantissima all'interno della nostra regione. Consideriamo pure che l'associazione friulana è un modello virtuoso, un modello invidiato in tutta Italia e che fa anche da guida per il resto della nostra nazione.